a Dio, pace del Signore Gesù, buongiorno, gloria a Dio, siamo qui, oggi è 5 ottobre 2022, siamo insieme per una preghiera del mattino in più, gloria a Dio. Potete condividere già questo link, questa preghiera, invitare un altro a partecipare con noi. Oggi sarà un po' più breve e vi chiedo già scusa per la mancanza di stabilità nel video, ma credo che mi ascoltate bene. Facciamo una preghiera insieme, oggi siamo sulla strada andando verso Verona a sistemare tutto per la inaugurazione del Tempio che succederà questa domenica e preghiamo già per questa inaugurazione, preghiamo per le persone, per le famiglie a Verona. Amen. Gloria a Dio. Chi è con noi? Potete lasciare il vostro commento. Pace Milvia, buongiorno. Il vostro commento, la vostra richiesta di preghiera. Preghiamo per la nostra Chiesa, per le famiglie della nostra Chiesa, per i progetti. Amen. Preghiamo per la base missionaria a Pomaranche, per le famiglie lì, chiediamo al Signore salvezza in quella città. La internet va un po', a volte un po', andiamo qui, amen. Pace Lucia, gloria a Dio, amen. Pace missionaria Karin, buongiorno. Continuiamo a pregare preghiamo anche per Daniele e famiglia che hanno un po' di influenza anche questo periodo dei bambini nella scuola, c'è un po' di raffreddore, di influenza. Chiediamo per la salute delle bambine. Daniele, amen, per i bambini, che ora c'è Pietro che non stava neanche bene lui, ma preghiamo per questa famiglia, preghiamo per i nostri bambini, profittiamo, chiediamo al Signore per loro, per questo periodo scolastico, per la loro vita spirituale, per la loro crescita spirituale, amen. Preghiamo per i bambini, per i giovani, per gli operai, perché il Signore possa mandare, perché il Signore possa fortificare, capacitare quelle che hanno già, quelli che ancora non sentono la chiamata, che possano sentire la chiamata di servire al Signore, la voce del Signore per servirlo nella sua opera. Amen. Gloria a Dio. Chiediamo al Signore per quelle che sono deboli nella fede, che hanno bisogno di una spinta dal Signore. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Possiamo pregare insieme. Oggi dopo la preghiera non ci sarà la lettura, ma domani saremo insieme di nuovo nell'orario di solito, pregando e leggendo la parola del Signore. Amen. Preghiamo insieme, chiediamo anche per questo paese, per il governo di questo paese, chiediamo per le persone che ancora non conoscono Gesù, che abitano qui. Preghiamo per le chiese, per i missionari, i pastori di questo paese. Amen. Presentiamo al Signore ogni richiesta di preghiera, ogni supplica
che sia con ringraziamento, che sia con il cuore rotto davanti al Signore, sincero davanti al Signore. Amen. Continuate a pregare anche per noi, per la base a Verona, per le famiglie come avevo chiesto nell'inizio, per il nostro viaggio, che possiamo andare e tornare in pace e che il Signore ci guidi ogni cosa. Amen. Pregando per il nostro pastore Victor, per il nostro pastore Roberto. Gloria a Dio. Preghiamo sorelle, fratelli. Preghiamo al Signore insieme. Dio grande, Dio potente, siamo qui, Signore, nella Tua presenza. Signore, siamo qui, Signore, insieme, uniti, Signore, per presentare le richieste di preghiere, per ringraziarti, Signore, per ogni cosa che Tu hai fatto, per la Tua benedizione nella nostra vita. Ti ringraziamo, Signore, perché Tu sei grande, perché Tu sei potente, perché Tu sei fedele, Signore, perché Tu sei con noi. Ti lodiamo, Signore, perché Tu non ci hai lasciato soli, non ci hai lasciato orfani, ma Ti ringraziamo per il Tuo Spirito Santo che è con noi e che traduce, Signore, ogni parola, ogni cosa, ogni lacrima davanti a Te. Padre, che abita in noi, che ha fatto di noi, Signore, dimora. Padre, non meritiamo, Signore, non meritiamo la Tua bontà, non meritiamo la Tua grazia, non meritiamo la Tua misericordia, Signore, perché ogni giorno pecchiamo contro di Te, perché siamo poveri, Signore, siamo deboli, ma Tu, alleluia, il Tuo amore ci ha dato, Signore, questo regalo. Il Tuo amore ci ha permesso di vivere con Te e di averti con noi. Padre, Ti lodiamo, Ti ringraziamo per la nostra salvezza, Ti ringraziamo per il perdono dei nostri peccati. Signore, che Tu possa ogni giorno lavorare in noi, perché la Tua parola dice venite come siete. Ma la Tua parola dice anche che Tu, Signore, sei quello che ci cambia, che ci modifica. Oh Signore, Tu sei quello che butta fuori tutto quello che non ti gradisce in noi. Tu sei quello, Signore, alleluia, che ci vede, anche se siamo come una casa vecchia, distrutta senza di Te, prima di conoscerci. Tu, Signore, ti vede, alleluia, con quegli occhi di amore, e vedi già, Signore, quello che possiamo essere e fare nella Tua casa. Signore, Tu ci vedi come ponti, come strumenti della Tua presenza, Signore. Padre, che Tu possa, Signore, trasformarci in una casa abitabile per il Tuo Spirito Santo. Che Tu possa, Signore, togliere tutta la immondizia, che Tu possa, Signore, togliere tutte le radici che non producono i Tuoi frutti. Signore, nel nome di Gesù, che possiamo permetterci di essere cambiati da Te, perché è certo che Tu non fai niente, Signore, per forza, ma che il diavolo possa lavorare in noi. Signore, che Tu possa, Signore, essere il vasaio e che noi possiamo metterci nel posto del vaso, Signore, e rompersi davanti a Te, perché Tu possa, Signore, farci di nuovo, che Tu possa, Signore, costruirci di nuovo, Padre. Dio, nel Tuo nome Ti chiediamo, usaci per la Tua gloria, Signore, che possa avere in noi il desiderio di essere usati da Te, che possiamo, Signore, sentire il desiderio di lavorare per Te, Signore, che possiamo dire come Paolo, per causa delle anime, io mi spenderò, io mi lascerò essere usati, io mi lascerò, io mi donerò per completo, per causa delle anime, Signore, che anche noi possiamo dire, Signore, eccomi qua. Io voglio, Signore, fare senza riserve. Io voglio donarmi senza riserve. Signore,
Signore. Il tuo regno è vicino, il tuo regno è in noi, devi essere in noi, Signore. Che tutti noi possiamo avere questo stesso desiderio, che noi possiamo, Signore, essere disponibile nella tua presenza, nel tuo regno, nella tua opera. Signore, ti chiediamo, Padre, alza persone. Alza, Signore, persone per la tua opera, alza operai per la tua opera, manda, Signore, invita, capacita quelli che ci sono. Padre, nel nome di Gesù, ti chiediamo, Signore, che loro possano sentire il desiderio, che possano ascoltare la tua voce dicendo: se volete, potete venire indietro a me, che possiamo seguirci, Signore, seguirti per essere pescatori di anime, Signore, nel tuo nome, Padre. La tua parola ci ha detto: clamate a me perché io ho lavoratore. Signore, crediamo che tu hai, Padre. Oggi possiamo vedere pochi. Oggi possiamo essere pochi, ma se tu hai detto è perché tu hai persone, perché tu non sei bugiardo, Signore. Padre, hai messo, Signore, davanti alla Chiesa, sono amministratori, ma il padrono dell'opera. Quindi, Signore, per te, Signore, risvela, Signore, che tu possa, Signore, lavorare, che tu possa cambiare questa storia oggi. E nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, Padre, ti chiediamo, Signore, ti preghiamo, Padre, per quelli che ancora non sono credenti. Signore, per le famiglie, per la famiglia di Marco, per la famiglia di Denisa, per la famiglia di Milvia, di Giummara, della sorella Edina, Signore, per le famiglie, Signore, che hanno almeno una persona credente, che c'è almeno una voce tua, Signore, in questa famiglia. Signore, nel nome di Gesù, Padre, che tu possa cominciare a salvare, che tu possa, Signore, usare questo uno per fare la differenza, per essere voce e bocca tua, Signore, in questa famiglia. Signore, quello che c'è un amico non credente, Signore, nel nome di Gesù ti chiediamo, visita Giuliana, visita Austria, visita, Signore, le colleghe di Marco del lavoro, Signore, che hanno cominciato ad avere curiosità su di te, sulla vita del cristiano, Signore, che loro possano venire e possano ascoltare. Visita Barvi, visita Serg, ogni assistito del Paco, Signore, che hanno già domandato sulla Chiesa, che hanno una curiosità, Signore, su di te, Signore, che loro possano venire e che loro possano ascoltare la tua parola, perché la tua parola libera, perché la tua parola è potente. Signore, alleluia, siamo sicuri che se loro ascoltano, loro saranno liberi, Signore, perché la parola non è nostra. Signore, togli tutti i blocchi che impediscono a queste persone di venire da te. Togli, Signore, tutti i blocchi nel pensiero, togli tutti i blocchi, Signore, nel quotidiano, che quando loro pensano di venire succedono tante cose. Signore, nel nome di Gesù, Padre, lavora, Signore, ogni vita, Padre. Signore, lavora in questo paese. Signore, tu puoi prendere la persona più incredula di questo paese e fare la persona più credente di questo paese, un evangelista, un missionario. Signore, non c'è difficoltà per te.
Non c'è persona difficile, non c'è cuore duro, Signore. Ai nostri occhi magari a volte lasciamo di consegnare un volantino, lasciamo di parlare a quella persona che sembra così dura, ma quella persona sta aspettando soltanto una parola tua, Signore, perché davanti a te tutto il ghiaccio si scioglie, davanti a te la pietra si spezza, Signore. Padre, nel nome di Gesù, lavora in ogni vita, Padre. Visita quelli, Signore, che provano a uccidersi. Visita quelli, Signore, che cercano la magia nera per riuscire, per trovare felicità, per trovare un successo. Signore, ma nulla, tutto che hanno è vuoto, Signore. Le persone possano trovare in te la vera felicità, che possano trovare in te il vero Dio, Signore, che può fare ogni cosa, Padre, che ha pagato tu su, Signore. Visita quelli che hanno una malattia spirituale. Visita quelli, Signore, che hanno una malattia nel corpo, una malattia nella mente, nelle emozioni, Signore, che tu possa guarire nel nome di Gesù, che tu possa toccare, Signore, perché tu sei quello che guarisce di depressione, tu sei quello che guarisce di male di testa, e tu sei quello che guarisce del cancro, Signore. Tu puoi guarire ogni cosa. Per te, Signore, non ha impossibilità. Tu non conosci, Signore, cosa difficile. Padre, quindi ti chiediamo nel nome di Gesù, lavora, Padre, in ogni cosa. Lavora, Signore, in ogni vita. Signore, onora la fede di quello che ti clama, di quello che ti chiede, Signore, nel nome di Gesù. Padre, vedi quelli che hanno una situazione impossibile ai loro occhi, quelle, Signore, che hanno bisogno di un miracolo nella loro vita, sia un problema giudiziario, sia un problema di lavoro, un problema di casa. Signore, vedi quella famiglia che mi ha detto che lunedì devono uscire con la sua figlia, Signore, di casa e non hanno dove andare. Padre, tante persone sono sulla strada, Signore, con i suoi figli e non hanno, Signore, cosa fare. Tanti abitano in queste case dove non hanno, Signore, nessuna possibilità, nessuna speranza. Signore, che tu possa aprire le porte, che tu possa dare lavoro a quello che ha bisogno, che tu possa risolvere la situazione del documento, la situazione giudiziaria, Signore, che tu possa entrare nelle impossibilità e cambiare, Signore, che tu possa portare a lei quello che non esiste. Il tuo nome innalza, Signore, il necessitato, Signore, innalza, Signore, il povero, Padre, nel nome di Gesù. Signore, ti chiediamo, Padre, ti chiediamo, Signore, agisce, Signore, ogni causa, agisce, Signore, questa mattina, per la salute di Lucia, Signore, per la salute della suocera di Davide, e ti ringraziamo per la vittoria nella salute di Milvia, Signore, perché c'è risposta per la preghiera fatta con fede. La tua parola dice che la preghiera fatta con fede guarisce il malato, Signore, e tu sei lo stesso, Padre, tu sei lo stesso. La gloria è tua, la gloria è tua, Signore, alleluia, gloria al tuo nome per sempre. Signore, ti preghiamo per ogni chiesa di questo paese, ti preghiamo per ogni pastore, per ogni missionario, ti preghiamo per la chiesa perseguitata. Signore, fortifica il tuo popolo, fortifica il tuo popolo, e non avrà dolore. Alleluia,
gloria al tuo nome, Signore. Rinforza il tuo popolo con questa speranza. Signore, che il tuo popolo possa essere fortificato nella speranza, Signore, di che un giorno tu verrai. Padre, che possiamo aspettare ancora un po'. Che possiamo, Signore, stare saldi ancora un po', Padre. Non ci lascia inciampare. Non ci lascia inciampare, Signore. Non ci lascia rimanere, Signore, in questa confusione di questo mondo. Signore, ci dà saggezza, discernimento, perché possiamo discernere ogni cosa. Non ci lascia confusi. Signore, quello che è nella confusione, quello che è entrato in una dottrina non vera, quello, Signore, che sta ascoltando troppe parole da Satana e la sua mente non riesce più a ragionare con la tua mente, con i tuoi pensieri. Signore, togli oggi dall'inganno questa persona nel nome di Gesù. Che questa persona, Signore, possa stare salda fino alla fine, Padre. Signore, nel tuo nome ti chiediamo. Quanti credenti, Signore, hanno cominciato bene. Quanti dei miei fratelli hanno cominciato bene, ma nella metà, Signore, si sono fermati, hanno inciampato, hanno preso un'altra strada, pensando tante volte che è la tua. Signore, non ci lascia ingannati, non ci lascia ingannati, Padre. Nel nome di Gesù, ci dà la tua mente, ci dà discernimento, ci dà saggezza, chiarezza su ogni cosa. Qualcuno può dire che il tuo popolo non sa ragionare, che il tuo popolo non c'è intelligenza, ma è bugia, Signore, perché tu sei con noi. E tu hai creato ogni cosa, nessuno ti ha insegnato nulla, Padre. Signore, ci dà la saggezza che abbiamo bisogno, perché, Signore, la tua parola dice che se ci ha consigliato, che se abbiamo bisogno di saggezza, che possiamo chiedere a te, che tu hai in abbondanza, Signore. Padre, ti chiediamo nel nome di Gesù per il governo di questo paese, ti chiediamo per i governi di questo mondo, Signore, ti chiediamo nel nome di Gesù, Signore, ogni pensiero maligno, ogni piano maligno, Signore, mettiamo davanti a te. La nostra volontà, Signore, è che non possa continuare, la nostra volontà è che cada per terra, Signore, ma sappiamo che è il cielo che governa la terra, sappiamo che niente esce dal tuo controllo, sappiamo, Signore, che quello che deve venire verrà, ma ti chiediamo, Signore, proteggici, Signore, ti chiediamo, aiutaci, Padre, ti chiediamo, Gesù. Ti chiediamo, Padre, continua col tuo popolo, continua col tuo popolo, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Ti preghiamo, Signore, per le basi missionarie, ti chiediamo, Signore, per Firenze, ti chiediamo per Pomaranci, per Verona, per ogni famiglia, per ogni progetto svolto nelle nostre chiese. Signore, manda mantenitori, Signore, manda persone per aiutarci ancora di più, sia, Signore, con la mano d'opera, sia, Signore, con le offerte, sia, Signore, alleluia, con la preghiera. Manda rinforzo per la tua opera, Signore, nel nome di Gesù, Padre. Nel nome di Gesù, Padre. Signore, salva anime nelle nostre basi. Salva anime, Signore, tramite la tua parola, tramite il nostro lavoro. Signore, salva anime, Padre. Ti preghiamo, Signore. Battezza il tuo popolo con Spirito Santo. Dai dei tuoi doni. Ci fa una chiesa fruttifera. Ci fa una chiesa, Signore, spirituale. Togli dal mezzo a noi, Signore, ogni cosa che non viene da te. Togli, Signore, ogni
ogni cosa, Signore, che non ti gradisce, ogni cosa che viene per pregiudicare la tua opera, ogni cosa nostra, ogni cosa della nostra carne, Signore, nel nome di Gesù, che non rimanga in piedi in mezzo a noi, Signore, che noi possiamo essere una chiesa spirituale, una chiesa diversa, Signore, una chiesa che dove le persone entrano, sentono, Signore, il tuo amore tramite l'amore che abbiamo fra di noi. Padre, nel nome di Gesù, Signore, ci dà visione spirituale, ci aiuta il nostro pastore Victor, Signore, dà lui visione, dà lui strategia, dà lui saggezza, Signore, nel nome di Gesù, Padre, ti chiediamo, guidalo, Signore, ogni cosa, guidalo, Signore, in ogni cosa, e a noi, Signore, le pecore, ci aiuta, Signore, a seguire il nostro pastore, ci aiuta a seguire, Signore, alleluia, alleluia, il nostro pastore, Padre, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, non lascia che nessuno di noi, Signore, andi per l'altra strada, non lascia che nessuno di noi si perda, Signore, ma vogliamo stare insieme, Signore, seguire il percorso che vuole tu, Signore, per la tua Chiesa. Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù ti chiediamo, Signore, apri le porte per la tua Chiesa, apri la strada per la tua Chiesa, Signore, ci fa prosperare in questa terra, ci fa crescere in questa terra, Signore, nel nome di Gesù, Padre, ti chiediamo, nel nome di Gesù ti preghiamo, Signore, alleluia, ti chiediamo per il nostro pastore Roberto, per la sua famiglia, per la Chiesa in Brasile, per il tuo popolo, Signore, che offri, Signore, per il tuo popolo che anche nella difficoltà è fedele a te nella decima, e per causa loro ci sono queste chiese qui, e perché loro, Signore, hanno amato il prossimo come a loro stessi, e perché loro hanno ascoltato la tua voce, e perché loro sono obbedienti a te. Eccoci qua, Signore, in questa terra. Padre, ti lodiamo per la loro fedeltà, ti lodiamo per la loro vita, e ti chiediamo, Signore, dai ancora di più al tuo popolo. Signore, ti chiediamo, Signore, fa prosperare, Signore, il tuo popolo. Signore, fa crescere, Signore, nel nome di Gesù, supri, Signore, la loro necessità. Padre, manda le risorse necessarie, nel nome di Gesù, onora la loro fede, Signore, nel nome di Gesù ti chiediamo. Signore, continua con noi in questa giornata, Signore, ci porta in pace, Signore, ci riporta in pace. Padre, nel tuo nome ti chiediamo, Signore, sia nell'aprire e nel chiudere della nostra bocca, sia nell'entrata e nella nostra uscita, che possiamo trasmettere te, Signore, in ogni cosa, Padre, nel nome di Gesù, che nel sorriso, che nell'abbraccio, che nel guardare possiamo trasmettere te, perché le persone, Signore, ci vedono. La tua parola dice che c'è una nuvola di testimoni, Signore, che ci guardano, che ci osserva, Signore, che possiamo trasmettere te in ogni cosa. Come ha chiesto quella collega di Marco, ma come mai tu sei sempre a ridere? Come mai nelle crisi, nelle difficoltà tu sei sempre lo stesso? Tu hai sempre questa gioia? E lì lui ha potuto parlare di te, che sei quello, Signore, che ci mantiene così, che sei quello che sei la pace in mezzo alla guerra. Tu sei quello che ci dà la pace, che ci dà la gioia anche quando tutto è il contrario. Anche nel dolore possiamo sorridere, Signore, perché sappiamo che abbiamo te con noi. Signore, quello che non sorride più, quello che non si allegra più, quello, Signore, che non gioisce più, Signore, che tu possa cambiare questa vita, che lei ha un Dio, che lui ha un Dio,
che può ogni cosa e che non dobbiamo rattristarsi, che non dobbiamo stare giù, che non possiamo, Signore, passare il capo. Dobbiamo guardare sul monte, perché è di là che viene il nostro aiuto. Signore, possiamo essere perseguitati, possiamo essere oppressi, possiamo essere, Signore, possiamo soffrire le afflizioni. Non siamo mai distrutti, non siamo mai distrutti, non siamo mai disanimati. Signore, quindi ti chiedo nel nome di Gesù, metti un riso nella bocca di questa persona, metti un sorriso nella bocca di questa persona. Signore, nel nome di Gesù, Padre, ti chiediamo, Signore, perché tu hai già dato motivo. Tu hai già dato motivo, non ti chiedo dai motivo di sorriso a questa persona, perché tu hai già dato motivo, Signore, per sorridere, per gioire. Signore, se siamo qui è perché, Signore, tu ci hai già dato motivi per sorridere, e le afflizioni di questa vita non ci possono togliere, non ci può togliere, Signore, la nostra gioia. Signore, ti chiedo nel nome di Gesù che noi possiamo essere soldati forti, guerrieri, Signore, e non vacillare e non disanimare. Padre, fortificaci oggi nel nome di Gesù. Ti chiediamo, Signore, e ti ringraziamo per ogni cosa nel nome di Gesù, Padre. Amen. Amen. Gloria a Dio. Che il Signore vi benedica nel nome di Gesù, che il Signore sia con te, che il Principe della pace sia con te, nella tua casa, con la tua famiglia, nel nome di Gesù. Rallegratevi nel Signore, che il Signore vi abbonde, faccia abbondare, e ci vediamo domani nel nome di Gesù nella preghiera del mattino. Amen. Un grande abbraccio, un grande bacio, e ci vediamo domani nel nome di Gesù. Vi benedico.